sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea e il primo ospite è già in diretta. Grazie Sveva, molto gentile. Sì, noi siamo l'ufficio rapporti sociali, dobbiamo trattare come discorso base per quanto riguarda il codice della strada e adesso iniziamo subito con i nostri collaboratori, il primo dei quali è appunto Baldo De Maria, che è anche responsabile per quanto riguarda sia la Lancia Delta oppure anche Automoto Club Canavese. Io credo che Ubaldo sia in linea, un secondo che dico, noi come ufficio rapporti sociali siamo presenti a None, in via Volvera 3, e noi siamo lì presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 come ufficio con personale responsabile per quanto riguarda le problematiche riguardanti il patronato, l'emergenza abitativa, la CT, i bonus vari, problemi legali, problemi condominiali, le vertenze, le registrazioni, i passaggi di proprietà, insomma qualunque tipo di problema voi ci chiamate al 328 0715 232 oppure mandate delle email rapportisociali@libero.it. In questo momento oggi, qui sabato oggi, potete chiamare in radio se avete da fare delle richieste e trovate libero lo 02 92 94 7222 oppure inviare dei messaggi al 340 67 09 659. Così potete avere delle risposte, possiamo avere noi delle richieste, eccetera. Iniziamo subito perché gli faccio perdere tempo al mio amico e fratellone Ubaldo. Ti ringrazio Ubaldo e scusami, ma so che oggi ci devi parlare sia per l'avvenimento appunto che capita a Torino e poi le nuove attività che abbiamo come Automobile Club e soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni. A te la parola, vai Baldo, ciao, grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Sì, allora, ieri sono stato all'Automoto Touring Show e devo dire che ci stiamo riuscendo, almeno io spero vivamente, ma stiamo riuscendo a riportare un salone a Torino dove praticamente ci sia di nuovo un po' più di visibilità per quello che è il mondo delle auto e delle moto d'epoca, che è quello che a noi fa molto molto piacere. E devo dire che ieri, a parte l'esperienza di avere la mia macchina addirittura in esposizione, però anche il fatto di vedere, hanno tracciato lì dietro al Lingotto, nel piazzale, hanno tracciato un piccolo circuito e facevano esibizione di drift, cioè il famoso sport automobilistico dove la macchina non deve mai stare dritta ma sempre di traverso, e devo dire che il pubblico era piuttosto numeroso. La cosa mi ha fatto enormemente piacere, anche perché, ribadisco, credo nella capacità di organizzazione di Torino, e quindi avere perso l'Automoto Retro comunque è ancora sempre una spina nel cuore. Non c'era il pieno dei tre saloni grossi più il Palavela, però diciamo che almeno uno dei tre, il più grande, era comunque pieno di auto d'epoca e non in promozione, diciamo così, in vendita e soprattutto in esposizione. Bene, altra notizia, niente, si avvicina il famoso Rally d'Alba, che ormai è internazionale, quindi prossimo weekend sarò ad Alba e magari vi racconterò qualcosa di più preciso su questa splendida manifestazione, dove ci sarà il debutto della nuova Lancia Y
nei rally, cioè il ritorno della Lancia nei rally, che è una cosa che fa sempre piacere. Almeno a livello personale sono molto molto convinto che ci voleva, perché se no non avevamo proprio più niente. Altre cose, dimmi. No, dico, tu sei anche rappresentante e puoi parlare a nome della Lancia Delta One, quindi più di così siete voi con le nostre macchine quando ci sono le manifestazioni, il numero maggiore è il vostro, no? Esatto, è sempre sì, difatti anche lì per la presentazione, il contorno di questa manifestazione abbiamo, e ci ha fatto enormemente piacere, che il nostro amico Michi Bielson, campione mondiale rally, ci ha invitato per avere un po' di contorno, diciamo così, con le macchine che almeno alcune hanno partecipato alle gare, altre che sono le repliche fedeli, come ad esempio la mia, appunto per fare un po' più di spettacolo, diciamo così, e attirare un po' più di persone, chiaramente. Devo dire che la Delta è sempre una macchina che comunque attira lo sguardo anche dei bambini, anche dei più piccoli, e questa è una cosa che fa enormemente piacere a noi che l'abbiamo di proprietà e cerchiamo di mantenerle sempre efficienti e al massimo delle possibilità. Bene, allora facciamo così. Io adesso ti ringrazio per aver accettato l'invito. Quindi magari il sabato prossimo, visto che c'è l'avvenimento, magari ti rubo ancora qualche minuto così durante la trasmissione per spiegare come vanno le cose e come stanno, diciamo, programmando, perché c'è anche un futuro. Il 1° giugno abbiamo altre attività, no? Per quanto riguarda l'automobilismo. Ce ne sono tante. Io il sabato prossimo cercherò, siccome tra l'altro oggi sono in viaggio per un problema che devo aiutare una persona e quindi sto andando verso il mare con il furgone carico perché sto facendo un mezzo trasloco. Ma di questo vi chiedo scusa anche dei rumori che ci sono magari. Sabato però farò in modo di essere un po' più preparato e di raccontarvi anche le altre cose in pista nel mese di aprile e di maggio, ok? Perfetto, allora io ti ringrazio e poi ti do un bacione e ci sentiamo, vai, grazie. Ad andare comunque a vedere sia lo spettacolo che il salone, perché comunque ci sono dei bei pezzi da vedere, non solo di epoca ma anche di moderne, ci sono dei pezzi veramente meravigliosi. E poi c'è, a chi è appassionato, c'è il reparto tuning, praticamente le trasformazioni delle vetture che sono nel salone a vela, e devo dire che ci sono delle macchine che sono incredibili, però sono meravigliose, ok? Sì, quindi grazie. Invito bello. a tutti gli ascoltatori che se vogliono andare ne vale la pena vederle, ok? Certo. No, vai bene, vai tranquillo, ti ringrazio e ti faccio andare tranquillo in macchina, vai. Un saluto a tutti e un buon weekend. Grazie. Ciao Luigi. Ciao, grazie. Ciao. Allora io dico alla nostra grande Sveva se quando c'è in collegamento Arturo, quindi io ricordo che adesso cominceremo a parlare delle problematiche riguardanti gli automobilisti e tutto quello che riguarda appunto il codice della strada, soprattutto per le nuove attività che qui a Torino in Piemonte ce n'è tutti i giorni, ce n'è. Difatti adesso appena Arturo sarà in collegamento gli chiederò se ne ha conoscenza, perché qui si studiano le corsie preferenziali che partiranno già a metà aprile, però altre telecamere dove sono installate, quindi noi diamo le notizie che il nostro compito, grazie Luigi, a questa radio, scusami. è quello che riusciamo a dare quello che succede il giorno dopo, la sera prima, la mattina prima, grazie appunto alla radio. E noi Luigi, scusami se ti dimostriamo- interrompo. C'è Arturo in linea. Grazie, molto gentile Sveva, scusa, no, ma stavo spiegando che Arturo poi spiegherà lui a livello tecnico e anche a livello politico. Io leggo quello che riguarda le problematiche,
e lui tecnicamente, visto che le vive perché tutti i giorni in macchina e deve andare in parecchi posti, e poi come politica, essendo lui il personaggio politico per quanto mi riguarda il più importante per quanto riguarda sia il Piemonte, Torino e poi soprattutto la città di Bucalieri, perché lui è di Bucalieri, con tutte le attività che ci sono e le mobilitazioni. Quindi adesso intanto Arturo, intanto ti ringrazio di aver accettato l'invito e ti scuso, ma fai parte della famiglia, quindi le mie scuse prima o poi le dovrò smettere. Comunque Arturo, benvenuto e poi ti dico cosa voglio chiederti. Vai, vedi. Buona giornata agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia e un saluto a te Luigi. Sì, sono qua a disposizione. Dimmi gli argomenti che vuoi trattare oggi, così almeno informiamo gli ascoltatori delle ultime novità e come potersi muovere in questa giungla. Sì, perché soprattutto appunto perché tu le vivi, ma devi poi dare risposte anche di consenso o di senso politico, che è quello importante, perché la nostra radio deve fare a difesa degli automobilisti e dei cittadini, perché per esempio questa è la storia, sai, che continuano a chiederci da quando è che non si può più pagare il bollo, come bisogna fare per non più pagare il bollo, quindi occhio al compleanno eccetera, oppure quello che è successo, che me lo sono trovato stamattina, Arturo, l'ho appena stampato, dove dice che a Torino, no, abbiamo l'attualità di Mirafiori Nord, le corsie preferenziali, che sai a cosa servono, no? A metà aprile attive altre telecamere, però dice quelle che debutteranno una settimana prima, ma partiranno poi dal 15 aprile. Quindi noi oggi facciamo che spiegare quello che è stato scritto ieri sera. Mi pare che sia la cosa più importante per gli ascoltatori, dire come stanno le cose. Per esempio, attenzione, perché ci sono altre persone che possono non pagare mai più il bollo. Sai, la gente che ci chiede, ma io ho la macchina che ha 30 anni, ha 35 anni, 40 anni, come devo fare, come mi devo comportare? E qui è la legge e gli dice tutto dipende dal compimento di una precisa età. Se scatta un preciso compleanno e si è raggiunta una determinata soglia anagrafica, allora il bollo non viene più pagato. Come si intuisce? Non parliamo dei compleanni delle persone, ma si tratta di evitare di pagare, se hai o meno, una determinata età. L'età a cui facciamo riferimento è quella della macchina, vale a dire gli anni che ha accumulato a partire dalla sua prima immatricolazione. Prima, sai, molti comprano le macchine, quindi 2 o 3 immatricolazioni. Se l'auto infatti ha compiuto 30 anni, e legge quello che sto dicendo, per essere iscritta nel registro d'auto d'epoca e come tale ha diritto alla esenzione del bollo. Che ne dici? Puoi dargli una spiegazione e poi parliamo di quella roba che succederà tra qualche giorno che ci porterà a pagare, perché se sbagliamo le corsie preferenziali sai cosa succede. Che ne dici, Arturo? Sì, è stato recepito un concetto che era già in essere da molto tempo, che superati i 30 anni di vetustà dell'autovettura, quindi dalla prima immatricolazione, potevi godere dell'esenzione del bollo. Ad alcune condizioni, perché sai che in Italia nulla è chiaro e trasparente e lineare come dovrebbe essere, ma per avere questa esenzione devi essere ancora iscritto in un registro storico di autovetture, per cui questo gli dà praticamente la patente di unicità all'automezzo di 30 anni, quindi di un patrimonio da preservare e conservare. E allora la condizione è, superati i 30 anni, di iscriversi in un registro storico da quelli riconosciuti dallo Stato, che rilasciano una certificazione di anzianità e di autenticità dell'autovettura, e in quel contesto puoi avere l'esenzione del pagamento. Noi e tu sei stato l'artefice di una di queste battaglie,
quando eri consigliere regionale e con l'Automobile Club Padania, di allargare questa forbice alle auto che hanno superato i 20 anni, perché avere un'autovettura già di 20 anni, noi immaginiamoci al giorno d'oggi un'autovettura di 20 anni fa è già un referto storico, perché la tecnologia ha fatto passi da gigante, quindi una macchina con 20 anni ha delle caratteristiche che non sono più attuali e quindi rientrano in quelle forme di conservazione di esperienze, di saperi che vanno un po' a estinguersi. E quindi la filosofia e la razza di quello che si voleva fare è di estendere ai 20 anni. Purtroppo però le esigenze di bilancio delle regioni, perché ricordiamoci che il bollo auto è diventato una competenza esclusiva regionale, quindi c'è un conflitto tra lo Stato e le regioni sui finanziamenti delle varie iniziative. Quindi nel bilancio regionale entra il bollo auto e quindi c'è da fare il conto per il pareggio di bilancio con un'entrata come quella del bollo auto. E qui entra anche l'altra fattispecie, no, del bollo auto, che non viene assorbito da un incremento di tassa sulla benzina proprio per quello, perché le tasse sulla benzina vanno allo Stato e lo Stato, diciamo, ha il braccio corto a restituire qualcosa alle regioni su quello che percepisce dalla fiscalità generale. E questo fa sì che ci siano, prima che i principi di quelli che noi condividiamo, no? Di tutela del patrimonio storico, di tutela delle auto storiche, di questo patrimonio, entrano le necessità di far quadrare i bilanci delle regioni. E tu ci hai provato quando eri consigliere regionale e lo sai come sono restii su questo argomento i vari assessori, anche se prima delle elezioni magari condividevano appieno queste posizioni, una volta eletti si devono confrontare con le realtà del bilancio e quindi abdicare a questi principi che connotano appunto un'azione politica. Per quanto c'è anche riguarda... un'altra cosa, Arturo, visto che siamo prima di interrompere la prima parte, c'è anche il problema dei documenti che bisogna avere quando si circolano, a parte quello che stavamo dicendo, per esempio che bisogna sostituire la carta di circolazione, che tu potrai spiegare, perché adesso si chiama DUC, no? Questo documento che è obbligatorio, che è già da un po', no? Che è diventato obbligatorio, però ancora oggi molti guidatori non lo conoscono, quelli che chiamano non è che non sanno di cosa si tratta, no? Perché dice che se veniamo fermati ad un posto di blocco e non abbiamo il DUC, la multa può arrivare ad un massimo di 2.000 euro, Arturo, non 200 euro, e possiamo anche subire il fermo amministrativo del veicolo. Quindi il DUC integra, dice, sostituisce la carta di circolazione e l'atto di proprietà, diventando obbligatorio soltanto per le nuove immatricolazioni o passaggi di proprietà. Quindi nuove immatricolazioni o passaggi di proprietà si riferisce sempre alle macchine nuove o anche quelle vecchie. Negli altri casi vanno ancora bene i vecchi documenti. Di questo tu che sei esperto puoi dare una spiegazione prima della chiusura del primo parte? Sì, con l'informatizzazione di tutti i processi è stato unificato, diciamo, quello che una volta era il vecchio certificato di proprietà delle autovetture, è stato unificato al libretto di circolazione. Quindi il certificato di proprietà viene solo emesso in forma digitale e quindi si somma ed è diventato un documento unico, mentre prima ai nostri tempi c'erano due documenti, c'era il libretto di circolazione che era quello che garantiva che l'autovettura
rispondesse ai requisiti di sicurezza e di omologazione, e l'altro documento che certificava la proprietà dell'autoveicolo, tant'è che quando compravi un'auto a rate, il libretto di il certificato di proprietà non ti veniva dato. Non ti veniva dato perché appunto avevi un debito verso qualcuno, quindi venivano registrate le ipoteche, una volta per ipotecare anche l'autovettura. Quindi adesso invece questo procedimento è stato in qualche modo assorbito da un documento unico, come giustamente la burocrazia vorrebbe. Per cui Sì, allora possiamo anche dire, vabbè, ne approfittiamo che c'è anche la novità, perché Mirafiori si ferma e si prepara a produrre la nuova Fiat 500 ibrida. Quindi lo stop all'impianto in vista dell'adeguamento della linea produttiva. Il nuovo modello arriverà a novembre, ma i primi prototipi saranno prodotti già a maggio. Ecco perché noi già parliamo adesso, no? Vabbè, aprile, mese prossimo, no? Quindi è la risposta che sto continuando a dire tutte le volte che parliamo, che anticipiamo e spieghiamo quello che ci aspetta, in maniera che chi ci ascolta viene messo a conoscenza. Perché dice che a Torino la fabbrica di Mirafiori si è fermata e questa volta non è un provvedimento conseguente al calo delle vendite, quindi tu darai una risposta tecnica e politica. Lo stabilimento dove oggi viene costruita la Fiat 500 elettrica si prepara ad allestire le nuove linee che serviranno per la produzione della nuova 500 ibrida. Come sarà la 500 ibrida? Ma come sarà la nuova Fiat ibrida? Il modello avrà un propulsore a benzina 1.0 di cilindrata, si chiama Firefly ed è lo stesso utilizzato sulla Panda, con una potenza di circa 70 cavalli e sarà disponibile solo con cambio manuale. Con questo motore la Panda dichiara consumi pari a 3,9 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 116 grammi per chilometro, ma le dimensioni leggermente più contenute e i volumi più aerodinamici della 500 potrebbero abbassare questi valori. I prezzi, Arturo, poi nella seconda parte spiegherai bene, oltre che rispondere a questo, i prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma secondo quanto dichiarato da Oliver François, CEO del Fiat, la nuova 500 ibrida avrà un prezzo superiore di poche centinaia di euro rispetto al modello uscente, cioè il cui prezzo a partenza è di circa 18.000 euro. Adesso Arturo diamo la pausa e poi nella seconda parte spiegherai sia tecnicamente quello che ho detto che politicamente se va bene o meno sta storia della Fiat. A voi studio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A voi la linea. Grazie Zeva. Allora Arturo, che ne dici di questa cosa qui della Mirafiori, che faranno le 500 ibride e poi fra qualche anno che passerà quella elettrica, che fanno? Le buttano via? Cioè, che risposta dai tecnica e politica a questo argomento? Io sono molto prevenuto su queste uscite e questi modelli della Fiat. Prima di tutto ricordiamoci che la Fiat ha già un modello ibrido che è la Panda, ma più che un modello ibrido sembra un escamotage per riuscire a classificare un modello ibrido quando
solamente con l'inversione del motorino di avviamento in alternatore carica una batteria piccola e quindi contribuisce, aiuta quando la macchina, il motore richiede lo sforzo, a dare un supporto al motore, quindi è un ibrido particolare. L'ibrido Fiat mi sa che sarà una cosa analoga, quindi bisognerà vedere le caratteristiche tecniche di quando uscirà in produzione e in vendita questo modello, a parte il prezzo che come dici tu 18.000 euro, che è il prezzo base, per cui poi se sappiamo bene qual è la politica Fiat, che se tu vuoi magari i tergicristalli, la serratura, il sedile reclinabile, tutto a pagamento, quindi questi 18.000 euro diventeranno chissà quanto. Io sono un po' contrario alle autovetture ibride, perché mi sembra di mettere, come si dice in piemontese, un papin insieme a una gamba di bosco. Tradotto vuol dire mettere un impacco sopra una gamba di legno, perché bisogna ragionare con le leggi della fisica e della meccanica che non si possono aggirare. Una macchina ibrida necessita di 2 motori, uno termico e uno elettrico, necessita di batterie che vengono ricaricate da un alternatore in qualche modo. Il secondo motore, il motore elettrico e il pacco delle batterie, ha un peso, e secondo le leggi della meccanica e della dinamica, se tu porti in giro a spasso un peso, devi impiegare del combustibile, quindi quei consumi che danno le case costruttrici, lo sappiamo bene tutti quanti noi che usiamo le autovetture, sono dei consumi fittizi, no? Sono dei consumi senza vento, senza il condizionatore d'aria attaccato, senza la radio, in perfetta pianura e con delle condizioni ottimali che difficilmente un utente normale riesce a raggiungere. Quindi quei dati di consumi chilometrici per me non sono poi quelli reali. Bisognerà vedere appunto se si riesce ad avere questa riduzione dei consumi. Io sono molto scettico. Sarebbe meglio investire in ricerca sui motori termici per fare in modo che questi inquinino di meno e che consumino di meno. Si sono fatti già passi da gigante nel corso di questi anni, dove le autovetture, grazie alle nuove scoperte elettroniche, riducono di molto i consumi, e quindi investire in ricerca in questo contesto. Io penso appunto che le leggi della fisica e della meccanica non possano essere stravolte con innovazioni tecnologiche. Poi volevo aggiungere un altro elemento, quello che tu hai iniziato, che riguarda gli automobilisti di Torino, che è quello dell'installazione di telecamere nelle corsie preferenziali degli autobus. La finalità è sempre ottima e condivisibile, no? Che è quella di aumentare la velocità dei mezzi pubblici e quindi renderli concorrenziali all'autovettura, ma dall'altra parte non si rinuncia a fare un po' di cassa, no? Quindi alle spalle dei cittadini, per cui l'installazione di queste telecamere e l'elevazione di nuove contravvenzioni creerà un mucchio di problemi a coloro che magari in coda devono girare a destra o per qualche motivo mettono 2 ruote sulla corsia preferenziale, e arriviamo a un altro elemento per fare cassa sull'automobile fatto dal Comune di Torino, come se non bastassero i semafori intelligenti, i vista red e tutte le altre diavolerie, le multe per le soste o quant'altro, la diversa fiscalità, imposizione della sosta fatta recentemente, no? Quindi non c'è più il quarto d'ora di tolleranza, e quindi questo denota che un indizio, 2 indizi sono
2 indizi, 3 indizi sono una prova. La prova è che vogliono fare cassa sull'automobile. Quindi noi a Torino purtroppo abbiamo un'amministrazione che, oltre ad andare alla fine del Ramadan dove si bruciano le bandiere palestinesi, è chiaro che vede in tutti i modi la possibilità di ricavare un utile dalle autovetture, quindi penalizzare chi usa l'autovettura. Sì, però quindi... tu Arturo, visto che ti lascio un po' riposare, stai trattando l'argomento, ricordati che è una cosa appena fatta dove dice che le telecamere, così le leggo un attimo, poi tu spieghi meglio perché conosci di che cosa parliamo, io invece leggo solo e non so come sono bene le zone, perché dice che debuttano una settimana prima, ma noi martedì 8 aprile, quindi per quello che la trasmissione è sempre, come sottolineo, ci dà la possibilità di essere anticipati di fronte agli altri. Qui dice che i transiti non autorizzati martedì 8 aprile, Arturo, entreranno in fase di pre-esercizio altri 3 varchi per il controllo delle corsie preferenziali, dove, e poi spieghi, Corso Potenza, lato ovest della carreggiata ovest, nel tratto compreso tra via Terni e Val della Torre, e Corso Regina fino al Ponte della Dora. Poi Corso Potenza, lato est della carreggiata est, nel tratto compreso tra le vie Pianezza e Foligno. Corso Orbassano, lato ovest della carreggiata ovest, nel tratto compreso tra l'interno 402 di Corso Orbassano e strada del Portone. Poi, fino all'11 aprile, le telecamere saranno presidiate a scopo informativo dalla Polizia Municipale e sanzioneranno i transiti non autorizzati a partire, Arturo, da martedì 15 aprile. Quindi noi abbiamo tempo di spiegare che chi ci ascolta sa poi cosa gli aspetta. Perché dice che l'obiettivo del comune, io leggo, non offenderti, è il rispetto delle corsie riservate e dunque di regole esistenti da anni, eliminando i transiti non autorizzati e migliorando di conseguenza velocità e puntualità del trasporto pubblico. Il traffico irregolare, infatti, è particolarmente di traccia nelle fasi di salita e discesa dei passeggeri, di marcia tra una fermata e l'altra e di attestamento ai semafori. Poi dice chi può continuare a viaggiare sulle corsie preferenziali. Sulle corsie preferenziali dice che potranno continuare a transitare i veicoli, Arturo, GTT in servizio pubblico, i veicoli di assistenza e manutenzione del GTT, gli autobus in servizio di linea intercomunale, i mezzi del trasporto pubblico locale non in linea, quindi taxi e NCC, oppure, qui dite, i veicoli delle forze di polizia, della polizia municipale, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, i veicoli in servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, i veicoli di aziende di servizio di manutenzione del suolo pubblico e degli impianti che necessitano di transitare per l'effettuazione di interventi, i possessori di permesso CUDE, spiega poi cos'è, ciclomotori e motocicli a 2 ruote o a doppia ruota anteriore, veicoli appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera, muniti di targa speciale di riconoscimento, i veicoli in dotazione ai consoli onorari in Italia muniti del contrassegno CCC di cui al decreto Ministero degli Affari Esteri 20 giugno 2005, veicoli della città di Torino e della regione Piemonte adibiti a servizio degli organi istituzionali. Cioè, noi dovremmo sapere tutta sta roba a memoria per le categorie di cui sopra, per cui non è disponibile in banca, dati la targa, sarà necessario procedere all'esenzione a posteriori, come definito per la ZTL centrale, scrivendo al sito. Cioè, dobbiamo essere altro che ottantenni, novantenni, decenni, perché dice dove sono le altre telecamere a Torino? E qui tu lo sai, no? Perché la messa in funzione delle nuove telecamere, che ha visto a metà gennaio, quelle che abbiamo letto a gennaio, i primi 3
dispositivi lungo il lato nord della carreggiata nord di Corso Vittorio Emanuele II, nei tratti compresi, e qui lo sai, via dell'Arsenale a Corso Re Umberto, tra via San Francesco da Paola e Carlo Albergo e via Falcone e Corso Ferrucci. Il mese successivo quelli di Corso Rosselli, lato nord della carreggiata nord, tra via Piazzi e Largo Orbassano, e in Largo Orbassano largo est della carreggiata lato est nel tratto compreso tra i corsi De Nicola e Rosselli, e lato ovest della carreggiata ovest nel tratto compreso tra Corso Rosselli e Adriatico. Allora, qui mi pare che o noi dobbiamo avere la memoria, avere una certa, non so, ecco, adesso qui puoi sfogarti, vai fino a che vuoi, vai Arturo. Sì, sono quelle soluzioni adottate, dicevo prima, dalle amministrazioni comuni che fanno la guerra all'Etrovecchia. Perché Torino, perché era famosa? Questa è una domanda retorica. Perché aveva un enorme numero di viali a 3 corsie. Quindi il traffico in questi viali poteva abbastanza... Scusatemi se vi interrompo, purtroppo Arturo Gallicaro si sente molto male. Arturo non si sente bene, eh? Sì, allora adesso si sente? Sì, adesso sì. Ecco. Allora, il Torino era il vanto per i torinesi perché aveva questi viali a 3 corsie, i controviali dove si poteva, il traffico defluiva tranquillamente. Adesso invece con queste amministrazioni che abbiamo fatto? Nei controviali facciamo le piste ciclabili con le chicane e 30 all'ora. Nelle 3 corsie centrali una è dedicata a chi svolta a sinistra, una è riservata al pullman, su 3 corsie agli automobili. Nelle ore di punta è ovvio che si formano delle code chilometriche e il traffico viene bloccato, proprio perché non c'è un prevedere che una strada a 3 corsie non puoi ridurre drasticamente a una corsia unica. Allora, o impedisci la svolta a sinistra e come era una volta per lo scorrimento e per chi voleva voltare a sinistra, ma Scusatemi se vi interrompo ancora, purtroppo il problema persiste. Non senti bene? No, si sente a scatti. Non si riesce a sentire. Allora Arturo dice che non si sente bene. Io ti sento perché è così poco, però allora io sì, sono in un posto all'aperto, in città, quindi adesso si sente meglio, non mi muovo di qua. Sì, ora si sente un pochino meglio. Adesso di sì, la nostra sveva, poverina. La facciamo diventare matta, Arturo, vai, va. Sì. In una città dove ci sono questi viali a 3 corsie, e se noi ne riserviamo una ai mezzi pubblici, una alla svolta a sinistra, i controviali riservati alle piste ciclabili, quindi i 30 all'ora con le chicane, capite che i flussi di traffico che prima erano smaltiti da 4 corsie adesso vengono smaltiti da una corsia sola, quindi vuol dire il crearsi code chilometriche e che portano inquinamento, portano disagi alla circolazione. Oltretutto abbiamo moltiplicato gli impianti semaforici, quindi in questi grossi viali non si è pensato di utilizzarli a scorrimento veloce come l'ultimo della Spina, ma ogni 20 metri mettere un semaforo proprio per fare un po' di cassa, ovviamente, con le telecamere, oppure per bloccare il traffico. Allora, quelli che io ritengo dei funzionari che hanno delle indicazioni politiche per far sì di impedire alle autovetture di circolare in città, perché proprio hanno scatenato una guerra alle autovetture, realizzano tutti questi interventi. Avrebbero potuto o chiudere alcuni varchi, impedire la svolta a sinistra dalla corsia centrale, utilizzare quindi controviali per la svolta a sinistra, chiudere molti varchi, realizzare dei sottopassi come è stato fatto in alcune parti della città, Corso Regina, Corso Potenza, creare delle rotonde laddove possibile, proprio per snellire e far defluire il traffico, renderlo più fluido.
questo non è il loro interesse quello di vendere prodotti. Il loro interesse è quello di dare fastidio all'automobilista e fare in modo che questo non utilizzi l'autovettura, perché il fine ultimo è questo. Se utilizzi l'autovettura devi pagare, paghi le multe, paghi i parcheggi, paghi tutto quanto affinché possano far quadrare i conti, i loro bilanci per poter magari partecipare con qualche iniziativa alla fine del Ramadan, no? Mi viene da dire, oppure di finanziare una manifestazione come il Gay Pride, no? Hanno un'ideologia che punta a cercare di fare cassa sulle autovetture e impedire che queste circolino nella nostra città. Allora, ogni iniziativa suggestiva atta a fare un po' di cassa viene messa in pratica, quindi se dal 15 marzo all'inizio ci saranno i vigili come in tutte le cose che avvertono per avvertire la gente, ma i vigili che non li vediamo mai in altre occasioni perché la nostra città non è presidiata dalle forze dell'ordine come altre città, tranne le zone B. Per cui noi vigili urbani li vediamo solo quando c'è l'inaugurazione di un'iniziativa suggestiva dell'amministrazione, oppure non li vediamo raramente. Li vediamo quando c'è da elevare contravvenzioni. Per la sicurezza invece a 360 gradi la nostra polizia municipale non esiste. E questo appunto per me è dovuto con questo scopo, perché hanno bisogno delle risorse per poter finanziare iniziative, soprattutto con la scusa di favorire il transito dei mezzi pubblici, il flusso dello scorrimento dei mezzi pubblici, di adottare questi sistemi. Mentre si parla dell'appalto della nuova linea metropolitana, quando una città come Torino non dovrebbe solo varare la seconda metropolitana, ma vararne una terza o una quarta, se l'amministrazione vuole che la gente per muoversi non usi l'autovettura, perché con la rete di servizi urbani che c'è adesso a Torino la mobilità non viene garantita ai cittadini, perché abbiamo autobus Euro 0, Euro 1 che quindi inquinano molto più delle autovetture, le corse non sono frequenti, tram, c'è stata la politica Vittoria, adesso li abbiamo rimessi, adesso il tram arriverà fino in Piazza Armada. Questa è un'altra notizia che avevi dato la settimana scorsa, quindi la linea tranviaria arriverà fino ai piedi della collina. Non ci sono aree di parcheggio nei pressi dei mezzi pubblici, quindi questa amministrazione fa di tutto e non prende i provvedimenti che sarebbero necessari per agevolare l'uso dei mezzi pubblici, potenziandoli, creando delle aree di interconnessione. L'abbiamo visto con la metropolitana nella zona di Collegno o in Piazza Bengasi al capolinea, dove chi vuole usare la metropolitana per entrare a Torino arriva con la macchina e non ha spazi per parcheggiare, gli spazi sono molto limitati, andando a intasare quelle che erano zone tranquille, quelle che erano zone residenziali dove tranquillamente la gente riusciva a trovare parcheggio. Adesso con l'apertura dei capolinea delle metropolitane il parcheggio anche in queste aree è diventata una chimera e rendendo molto difficoltoso per chi abita in quelle zone il poter continuare a vivere oppure avere delle relazioni sociali. Per cui questa è la chiave di lettura che mi permetto di dare, e tu se vuoi proseguire con le altre novità che ci sono, così le commentiamo assieme. C'è un'altra novità che riguarda appunto l'attesa del 2030, quando si parla per le auto storiche, no? Per le auto elettriche. Sai che dice che dal 2035 si potranno vendere, però qui dice che con quella scure lì abbiamo già nel 2025 abbiamo dei grossi problemi riguardanti e derivanti dall'industria europea,
Cioè noi dipendiamo dall'industria europea, perché dal 2035 dice che si potranno vendere solo veicoli elettrici, ma già dal prossimo anno, Arturo, cioè siamo già adesso, è stato stabilito un obiettivo di riduzione delle emissioni nel settore molto elevato che obbliga le aziende ad aumentare notevolmente le quote di mezzi ecologici, parliamo di soldi, ma gran parte delle case automobilistiche non sono ancora pronte e rischiano multe salate, le case automobilistiche. Quindi poi chi le paga quelle multe? L'automobilista, cittadino o no? Dice che le case automobilistiche europee sono in affanno nel tentativo di rispettare le scadenze imposte dall'Unione Europea. Quindi che differenza c'è politicamente, Arturo, fra le case automobilistiche europee e dell'Unione Europea nella sua roadmap verso l'addio diesel e benzina? Perché oltre alla data fatidica del 2035, quando nel mercato potranno essere immessi solo i veicoli elettrici, dice che saranno immessi solo i veicoli elettrici, C'è un altro target di medio termine che incombe sul settore e che sta spaventando più di un'azienda. Adesso sia tecnico che politico, dai una risposta forte su questa roba qui, perché qui è la realtà, Siamo già ad aprile del 2025, Non è che abbiamo tanto, Vai Arturo. Sì, da quest'anno le case automobilistiche sono penalizzate perché se non riescono a vendere un certo numero di macchine elettriche c'è una sanzione europea grazie a questo nuovo Green Deal, a questi provvedimenti che ha preso l'Unione Europea per fare in modo, in teoria, di incentivare la vendita delle auto elettriche. Però c'è un piccolo dettaglio: se la gente non compra le auto elettriche perché non crede in questo progetto, in questa trasformazione, e qua è l'intoppo. Cioè, l'Unione Europea che vorrebbe imporre ai cittadini le scelte che lei decide al posto dei cittadini, che siano giuste o meno. E la Germania ha fatto di questo progetto un progetto importante, facendo produrre ovviamente le macchine in Cina perché costavano di meno, le parti, i pezzi in Cina, per poi venderli in Europa pensando di invadere il mercato europeo e sovrastare le altre case costruttrici. Cosa è successo? Che però, proprio per il fatto che la gente non compra le macchine elettriche, la Volkswagen non vende più e non costruisce in più, ha dovuto chiudere gli stabilimenti in Germania e quindi creando questa crisi economica in Germania, proprio dovuta al fatto che il portone della vendita delle macchine elettriche è una legge che contrasta il mercato. Una delle principali leggi dell'economia è quella che le leggi non possono imporre le scelte di mercato. Le scelte di mercato sono libere e fatte dai cittadini con questi criteri, no? Nel liberismo funziona così: o trasformiamo il nostro Stato e l'Europa in uno Stato socialista e comunista come era previsto sul manifesto di Ventotene, allora si poteva fare come nei paesi dell'est prima della caduta del muro, dove vendevano le Trabant, che erano delle trappole con criteri che non sarebbero stati sul mercato, e quindi imporre un modello di consumo ai cittadini. Questo nel nostro universo, per fortuna, non è ancora così, e quindi la gente sa che la macchina elettrica costa di più, non ha autonomia, pesa di più, quando deve cambiare le batterie poi avrà un costo eccessivo. È ovvio che una legge di mercato è quella che domina gli indirizzi delle case costruttrici. Però l'Europa, per cercare di forzare la mano ai cittadini, ha pensato bene di mettere delle sanzioni alle case automobilistiche. Allora cosa succede? Le case automobilistiche chiudono gli stabilimenti perché non riescono a vendere le macchine. E allora speriamo che l'Unione Europea se ne accorgano, quelli dell'Unione Europea, e che invertano questi indirizzi politici e aboliscano questo Green Deal, anche perché si è dimostrato in tutto il mondo che
questo non arricchisce. Siamo solo noi dell'Europa che abbiamo messo un limite al 2035 e oramai l'Europa conta poco nel mercato mondiale, mentre tutti gli altri paesi del mondo questo limite, questa imposizione non ce l'hanno. Vale la pena ricordare che l'Europa è responsabile delle emissioni globali solo per l'8%, l'Italia per l'1%, quindi se l'Italia domani smettesse di produrre emissioni inquinanti, inciderebbe per l'1% in quello che è nell'universo, quindi vorrebbe dire che se la fine del mondo arriva tra 100 anni, la responsabilità dell'Italia è solo per un anno. E poi c'era quella grande massima che dovrebbe governare chi amministra l'Europa, che la fine del mondo arriva sempre dopo della fine del mese, quindi chiudendo le fabbriche dell'automobile, noi a Torino ne sappiamo qualcosa, no? Con questa rilocalizzazione della Fiat che è stata fatta e che con la richiesta di denaro allo Stato, di contributi statali per mantenere le produzioni, non poteva più stare in piedi e non sta pagando le conseguenze di queste scelte dai governi precedenti e da queste linee dell'Unione Europea. Speriamo che adesso si cambi con il nuovo avvento di politiche più reali e più pragmatiche, più ancorate alla realtà, come quelle che propone magari in modo brusco Trump, che si riporti la gente a ragionare su dei criteri reali e non su delle teorie o delle ideologie. Va bene Arturo, ti ringrazio e puoi salutare che siamo in chiusura perché sai che c'è il congresso delle Leghe e poi c'è la diretta in radio, quindi Certo. dobbiamo dare lo spazio. Grazie Arturo. Un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia e un saluto particolare, un abbraccio a te Luigi, buona giornata a tutti. Grazie, anch'io ringrazio la nostra Sveva che è veramente grande, che ci tiene e ci dà la possibilità di trasmettere. Quindi ricordo che noi siamo all'ufficio rapporti sociali, abbiamo gli uffici a None in via Volvera 3 e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Abbiamo una mail ufrapportisociali@libero.it e il telefono per prenotare la visita, l'incontro è 328 0715 232. Noi ringraziamo appunto la nostra radio e appunto sempre la nostra Sveva e ci sentiamo sabato prossimo e avremo altri ospiti e altre grosse novità perché ci avviciniamo sempre di più alle manifestazioni. Grazie e do a tutti un buon pomeriggio e a risentirci a sabato prossimo. A voi tutti e a voi studio. Grazie, un abbraccio. Avete ascoltato